non c'è niente da fare, deve buttare in aria tutto. Prima qui che già a Roma, perché lui ritira la sua pensione e la sua busta paga. Noi altri paghiamo le tasse, ci abbiamo i verbali e non dobbiamo neanche pescare. Questo è quasi il risultato. Bisogna fare saltare Roma. Lo fa come volontario mio, ma ammetto è per iscritto però. L'esasperazione espressa in modo pittoresco da questo pescatore chioggiotto non è un fatto isolato. Alle Zattere, dove una cinquantina di pescherecci provenienti da tutta la costa adriatica si sono dati convegno per protestare contro le nuove direttive europee, l'atmosfera è a dir poco rovente. Avevano chiesto leggi meno rigide, Bruxelles ha risposto in maniera esattamente opposta, azzerando la tolleranza sui prodotti sottodimensionati, che passa dal 10% a 0. È una cosa che è indecente, non va bene. Abbiamo tutti la famiglia, abbiamo tutti da lavorare. È tutto qui, basta. Con la comunità europea non si può fare niente. Dobbiamo pescare le vongole da 2,5 cm senza tolleranza zero. Praticamente se noi abbiamo una vongola che è inferiore ai 2,5 cm, dico una stupidaggine, 2,4 cm, e praticamente siamo passibili di 4.000 euro di multa. E poi abbiamo anche il penale, una denuncia penale. Prima di arrivare a quella misura le vongole muoiono prima, quindi non abbiamo più nessuna possibilità di andare avanti e di pescare. 750 imprese di pesca che sono tutte nelle nostre condizioni e adesso stiamo pensando bene di lasciare le nostre licenze di pesca in Capitaneria di Porto perché così non si riesce ad andare avanti. Tra le richieste dei pescatori ricevuti da Capitaneria di Porto e Prefettura, il ripristino delle percentuali di tolleranza sul pescato sottodimensionato, l'abbassamento del limite a 2,3 mm, l'abolizione del limite di 0,3 miglia dalla costa e sanzioni solo amministrative per i trasgressori, senza le pesanti conseguenze penali attualmente previste.